Un'interessante iniziativa questa mattina al Niccolò Gallo organizzata da maestri del lavoro. Cosa sarà la materia che tratterete e illustrerete ai ragazzi? Ne parliamo con il responsabile dei maestri del lavoro. Questo è un primo approccio che noi stiamo portando avanti nel mondo della scuola e abbiamo firmato in questo senso un protocollo d'intesa con questo istituto per portare l'esperienza dei maestri del lavoro che ovviamente provengono, diciamo, dal mondo del lavoro, quindi portarlo a questi ragazzi per prepararli ad affrontare con adeguata formazione, diciamo, o quantomeno avere quanto più informazioni possibili ad affrontare il mondo del lavoro. Sinergia tra territorio e scuola per portare i nostri ragazzi a lavorare e a spendere le proprie competenze quando avranno il ruolo di lavoratori. Chiaramente chi meglio dei maestri, la stessa parola maestri ci dice chi meglio di loro possono dare ai ragazzi le giuste dritte per poter affrontare poi con competenza e professionalità il mondo del lavoro sia a livello, diciamo, territoriale che extraterritoriale. I maestri del lavoro e il consolato di Agrigento, noi quest'estate abbiamo fatto un protocollo d'intesa, iniziano i 4 incontri, 2 propedeutici all'orientamento e poi ci sarà orientamento al lavoro ma anche orientamento universitario e lì sta l'importanza perché i nostri ragazzi possono, diciamo, seguire anche un percorso universitario facendo scuola-lavoro, cioè i nostri ragazzi probabilmente non hanno difficoltà economiche, quindi molto spesso integrano il lavoro allo studio. Io devo ringraziare veramente i maestri del lavoro di Agrigento, ma tutta la Federazione Nazionale perché dà questa opportunità ai nostri ragazzi. Un grazie alla dottoressa Casà, dirigente scolastico dell'Istituto Gallo, che con grande capacità intellettiva ha saputo cogliere l'innovativa didattica che presentiamo noi maestri del lavoro, orientata e indirizzata ai ragazzi soprattutto dell'ultimo anno dell'istituto affinché possano trovare dall'esperienza lavorativa dai maestri del lavoro possono trarre un beneficio ai fini dell'inserimento e quindi se i ragazzi si presentano alle aziende che cercano lavoro, che cercano lavoratori, dare un contributo a questi ragazzi per migliorare e la loro professionalità, la loro presentabilità e la loro cultura, anche nel campo costituzionale e quindi parliamo di educazione civica sempre legata al mondo del lavoro. Un aspetto importantissimo che è legato oggi alle tragedie che succedono nel mondo del lavoro, parleremo di sicurezza sul lavoro. Dopodiché voglio sottolineare che a titolo volontariale noi espletiamo questa nostra attività istituzionale della Federazione e che speriamo riusciamo a contribuire al miglioramento didattico, culturale e anche lavorativo dei ragazzi di questo istituto.